Primo giorno di scuola per le squadre del campionato di Serie D Girone I e si apre subito con una partitissima. Allo stadio Broccoleri di Favara si affrontano il Castrum Favara e la Regina, una delle squadre principali accreditate per la vittoria del campionato su uno dei campi più caldi dell'intera categoria. Allora, con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano, veniamo al film della partita che si apre subito forte, perché qui arriva la conclusione vincente da parte di Nacho Varela, un missile che si insacca sotto la traversa, qui un po' sorpreso Lagonigro, e allora dopo pochi minuti passa in vantaggio la formazione guidata da Pietro Infantino. Esplode il pubblico del Broccoleri, poi il direttore di gara, il signor Papagno di Roma, ammonisce per eccesso di esultanza l'attaccante argentino, che viene subito imbeccato nuovamente da un cross che arriva dalla sinistra da Capitan Baccaro. La sfera si perde sul fondo. Per il momento poca Regina da vedere qui, però un rimpallo che rischia di favorire dopo la pessima uscita da parte di Lauritano. Allora Montalto ci prova, ma c'è il salvataggio sulla linea da parte di Demin, che scatena l'entusiasmo del pubblico del Broccoleri, entusiasmo che però viene subito stoppato, perché da questo calcio d'angolo battuto da Di Grazia arriva l'1-1 firmato da Domenico Girasole, il quale poi cerca di accendere il tifo di Marca Amaranto presente al Broccoleri. Poi altro calcio di punizione, questa volta per provare ad armare la testa di Adecio. La palla però sorvola la traversa, poi altro tentativo qui per il colpo di testa da parte di Capitan Barilla, che si perde fuori. Torna a farsi vedere il Castrum Favara con questa conclusione molto minacciosa da parte di Kosovan, e palla che si perde di pochissimo al lato con Lagonigro, ancora una volta rimasto fermo. Calcio di punizione per la Regina di Barilla, colpo di testa ancora da parte di Girasole, che cerca il bis del gol del momentaneo pareggio, ma la palla si perde abbondantemente alta. Poi azione da parte di Palumbo con il cross sul primo palo, colpo di testa da parte di Montalto, la deviazione di Demin che porta il pallone a colpire il palo. Passiamo con le immagini alla ripresa, subito un'occasione per Varela, ma il direttore di gara vede un'irregolarità da parte del centravanti e Castrum Favara dall'altra parte prova a farsi viva nuovamente la Regina, con questa conclusione che si spegne sul palo da parte di Mungo, entrato in campo nella ripresa con anche la deviazione di Lauritano, poi la punizione di Vaccaro che si perde fuori e infine l'azione decisiva con il fallo ai danni di Piazza da parte di Girasole. Il direttore di gara, il signor Papagno, non ha dubbi, è calcio di rigore, e dal dischetto Nacho Varela al minuto 32 del secondo tempo porta sul 2-1 il Castrum Favara, per l'entusiasmo esaltante del pubblico di fede gialloblu che crede nell'impresa. Poi una serie di azioni da parte della Regina, più che altro una serie di mischie che però non trovano soluzione se non le uscite da parte di Lauritano. Nel finale c'è addirittura una palla gol per il possibile 3-1 orchestrata da Mendes e da Leone, il quale si inserisce, va in spaccata, non trova la porta per pochi centimetri, ma poco male, perché il direttore di gara emette i 3 fischi, finisce la partita, e allora arriva la clamorosa sorpresa, il miracolo del Castrum Favara che batte la favoritissima Regina per 2-1. Da Sportisile è tutto, alla prossima.